Andrà a processo Sergio Miglioranza, il 71enne di Paese accusato di aver volontariamente appiccato l'incendio alla sua abitazione di Castagnole nel giugno del 2020, in cui trovarono la morte la moglie Franca Fava, 68 anni, e l'amica Fiorella Sandre, 74 anni, di Breda di Piave. Il Tribunale di Treviso ne ha disposto il rinvio a giudizio e, visti i reati pluriaggravati di cui dovrà rispondere, non è stato possibile per la difesa, rappresentata dall'avvocato Rossella Martin, chiedere riti alternativi e quindi sconti di pena. Miglioranza rischia l'ergastolo, è accusato di duplice omicidio pluriaggravato e premeditato, incendio doloso, violazione dei sigilli apposti dalla magistratura e tentata truffa ai danni dell'assicurazione, dal momento che di lì a poco cercò di riscuotere il premio di 950.000 euro. La pubblica accusa, l'udienza odierna, la dottoressa Andreatta, ha fatto un excursus, un riepilogo di tutti gli elementi di prova, con tutti convergenti a suo modo di vedere nei confronti dell'imputato. Vigili del fuoco, carabinieri, l'ingegnere nominato quale perito che ha preso visione dell'immobile, ecco, tutte quanti convergono in maniera abbastanza certa nei confronti dell'imputato. Certo che, come dicevo, è doveroso attendere una sentenza di condanna prima di poter parlare di vero e proprio colpevole. La prima udienza in corte d'assise è fissata per il 1° luglio. In quella sede chiederanno di costituirsi parti civili proprio la nipote della moglie di Miglioranza, attualmente all'estero, i parenti della Sandre e la Vittoria Assicurazioni. Qual è l'aspettativa dei parenti? Ma non è che ci siano aspettative dal punto di vista risarcitorio, diciamo c'è più una volontà da parte della mia assistita e dei parenti dell'altra vittima che venga fatta giustizia. Miglioranza si professa da sempre innocente, la difesa in sede dibattimentale cercherà di smontare quelle che la procura porta come prove principali, dai punti di innesco più d'uno in diverse parti della casa e della proprietà circostante, al tentativo di riscossione del premio assicurativo pressoché immediato. Al 71enne, attualmente agli arresti domiciliari, il PM contesta anche la crudeltà dal momento che l'unica via di fuga è risultata bloccata. Alla fine orrenda, perché trovarsi passare dal sonno a trovarsi chiusi dentro una casa col fuoco che li divora, invidio la collega che difende l'imputato.